Questo è un ospedale che comincia a essere come connotazione un vero e proprio policlinico universitario, visto e considerato che a Treviso c'è la facoltà di medicina e chirurgia attivate per tutti gli anni. Alta intensità di cura significa anche specializzazione e formazione, quindi università. Parte da qui Luca Zaia nel tracciare la sanità del futuro, che nel presente si scontra con la carenza di specialisti. In Veneto, dice il governatore, continuano a mancare 3.500 dottori, collegato lo smaltimento delle liste d'attesa. Il galleggiamento, cioè coloro che stanno attendendo una visita oggi sulla categoria 30 giorni, è di circa 38.000 persone. Ecco, se avessimo 3.500 medici, 10 visite al giorno, sarebbero 35.000 visite in un giorno. Vuol dire che in un giorno e qualche ora avremo chiuso la partita delle liste d'attesa. Ma se si guarda agli ospedali, il vero fronte è un altro, quello dell'antibiotico resistenza e delle infezioni ospedaliere. Che saranno sempre più un problema. Allora bisogna pensare a ospedali meno costosi, magari saranno anche meno belli, più funzionali però, non dico arrivare a dei capannoni, ma quasi, che siano ovviamente in regola con le norme, ma che dovremmo immaginare già di dover distruggere dopo 15-20 anni, quindi devono costare poco, ma essere sempre rinnovati, perché questa è una grande sfida. L'ospedale, l'abbiamo capito col Covid, non è più un posto per metterci la parrucchiera, il ristorante, il bar, la libreria, queste robe, sono belle, sono uniche, ma lì è un luogo di cura, abbiamo capito che i virus camminano con le persone. Quindi usa e getta può essere un'espressione. Usa e getta con un arco di tempo nel quale vengono utilizzati a pieno e poi vengono aggrediti pian piano, un continuo riciclo e riordino. Questo può essere poco estetico, anzi antiestetico, ma potrebbe garantirsi molto di più sul fronte infezioni ospedaliere.